Arriva la neve in altopiano e arrivano pure i vandali della neve. Neanche il tempo di tirare a lucido le piste per lo sci da fondo nel comprensorio di 7 comuni, che già qualcuno ha ben pensato di dare vita a una serie di scorribande sulle aree destinate agli sport invernali. È accaduto qualche sera fa ad Asiago e anche a Gaglio, dove un gruppo di giovani armati di fuoristrada è arrivato a Campomulo per una sarabanda sulla neve. I mezzi hanno devastato il fondo, ma le immagini della scorribanda sono finite sui social e hanno fornito informazioni fondamentali. A fronte dell'ennesima segnalazione di questi mezzi fuoristrada in chiaro assetto da fuoristrada, pervenutaci per presunti o tali danni recati all'inizio delle piste di fondo, grazie a Dio siamo riusciti ad intercettare un 5-6 fuoristrada in chiaro assetto appunto di questo tipo, e i carabinieri hanno già effettuato i rilievi delle targhe e dei mezzi. Le forze dell'ordine sono già state avvisate e hanno tutto il materiale per risalire ai proprietari dei veicoli. Multe in arrivo, quindi, e forse non solo quelle, ma a ferire l'altopiano è soprattutto il poco rispetto per il lavoro degli altri, per una risorsa fondamentale per il territorio. Speriamo che questa volta questi signori possano, nel limite del divertimento, non danneggiare il lavoro degli altri, perché divertirsi sulla neve è consentito ovviamente, ma non è assolutamente consentito rovinare con questi mezzi il lavoro degli altri, il lavoro di chi magari si cimenta di notte per preparare le piste, preparare un comprensorio per poi far sì che i turisti e i cittadini possano usufruirne come servizio e come elemento di sport. Tolleranza zero, lo conferma anche Munari. Tolleranza zero per chi viene e arriva a Campomulo con mezzi atti a rovinare il lavoro degli altri.